Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Alongi dal campo sportivo Ribolle, benvenuti alla seconda giornata di Giovanissimi Provinciale Under 15 Girone C, benvenuti alla seconda giornata sulla carta, ma che rappresenterebbe la prima per queste due squadre su una gara rinviata alla prima giornata per entrambe le formazioni. Scendiamo in campo, squadra di casa la Sansarobi Football Club in maglia bianca, squadra di casa, mentre avanti tutta in maglia amaranto, schierati in campo. Qui ai lati dell'arbitro, tutto pronto per iniziare, tutto per il sorteggio, tutto pronto per sorteggiare l'inizio per chi avrà il primo nella partita, per chi gestirà il lato iniziale del campo da qui iniziale, sorteggio tra Logalbo e Battaglia, tutto pronto dopo l'ok del direttore di gara per iniziare questa seconda giornata di Giovanissimi Provinciale Under 15 Girone C. Ci siamo, è tutto pronto per iniziare, siamo sul livello, sul piano del campo, quindi non riusciremo ad avere un'inquadratura qui, siamo abituati a vederla, proviamo a tenere tutto al meglio, mentre mette subito la palla in gioco la squadra davanti tutta. Per questo tocco inizia, eccoci che torniamo, eccoci dentro la partita. Primo posto per la formazione ospite sulla lotta dalle parti di Logalbo che vorrebbe impostare sulle lati di destra dal suo numero 10. Gestione della Sanzanobi, provando a passare in Grassia. Dentro non trova i compagni, sono una palla tolta, ma resta ancora buona per la Sanzanobi che vorrebbe una botta alla distanza con Giammona, murato però dal giocatore avversario cercando una spinta ancora in Grassia, chiuso, fermato dalla difensore mai numero 2 dell'avanti tutta, chiuso da Basile. Ricordo, in quanto siamo in categorie da giovanissimi, siamo nell'Under 15, due tempi da 35 minuti a fronte delle solite 2 da 45. Quindi 2 da 35, 70 totali, restiamo in campo, godiamoci questa serata di calcio in questa notte di Halloween tra Sansarobi avanti tutta. Ora Posacare arriverà per la formazione ospite. Mentre si gioca corto lungo il lato di destra. Avanzata ospite, avanzata avanti tutta. Recupero di Ingrassia che cerca dentro Giammona, controlla, prova la giocata verso la porta, viene fermato però dal giocatore avversario su una palla che viene rimbalzata poi sull'esterno in una rimessa laterale per l'avanti tutta, rimessa laterale che sarà per i giocatori ospiti. Rimessa lungolinea, anticipato bene Passarello, occhio alle 9 dell'avanti tutta, si presenta bene con la stazza parecchio imponente rispetto alla categoria, avranno un bel lavoro i difensori della Sansarobi nel contenere l'attaccante dell'avanti tutta, e qui gestisce e difende, prova a strappare, a riprendere lo calvo per andare in avanti, occhio ad avanzare lungo i lati, prova a bucare Michele Giammona, la palla è sua, Michele Giammona. Atteso lì da Basile che insegue, la manda via sull'esterno, una rimessa laterale che sarà per la Sansarobi Football Club. Sansarobi, una società in netta crescita dal punto di vista mediatico, dal punto di vista anche del gioco, una società con una dirigenza e dei vertici alti societari che spingono, investono tanto su ciò che è l'immagine e anche ciò che è il lato tecnico della propria società. Non è appunto per questo i vari innesti, i vari ex professionisti come Filippo Tiscione, preparatori atletici del calibro di Filippo Angelini, ex Palermo, non possono altro che significare una forte crescita, un forte attaccamento al progetto. E oggi siamo in campo qui per la prima volta a commentare la Sansarobi Football Club in questa seconda giornata giovanissimi provinciali. Occhio agli strappi, è rimessa laterale che sarà in favore
della Sanzanobi. Palla tolta allontanata, si gestisce ancora questa palla che resta ancora contesa sul possesso. A voto l'uscita da parte di Maniscalco, ne approfitta, ora giocato avanti dopo per difendere, Passarello recupera bene, consistenza, paura di Lorenzo, la rimessa laterale, sale in fuori davanti tutta che batte veloce, vorrebbe andare in mezzo al campo, dalle parti dell'11, trovando una chiusura di Maniscalco che la manda sul lato di sinistra alle parti di Giammona. Giammona cerca dentro il suo 10, non arriva a tenerla in maniera perfetta, palla che schizza via per provare ad allontanarla. Sarà un tocco della Sanzanobi a mandare la rimessa laterale in favore dell'avanti tutta. Sirchia si sgancia, è lui l'ultimo a toccare. Rimessa laterale ospite. Palla che cerca di essere tolta da quelle zone dove prova ad uscire lo Galbo, non facendo poi i conti con l'avversario alle spalle, dalle spalle al pallone Cottone ne approfitta, poi riconquista palla Maniscalco, commette fallo per evitare una ripartenza, per evitare un'occasione pericolosa in fuori alla scuola avversaria. Sarà calcio di punizione per l'avanti tutta, calcio di punizione quando siamo al quarto minuto e 35 del primo tempo, fin qui sullo 0-0, ma chiaramente al nascere di questa gara, al nascere di questo campionato. Destro da fuori, occhio, potrebbe essere buona, conclusione che termina larga di poco, ci ha provato Vella, Lopez la battezza fuori, rinvia al fondo, rinvia al portiere che sarà per la Sanzanobi. Lopez gioca corto, dentro la sua area di rigore mentre arriva la pressione di Passarello. Samuel Giammona si appoggia la Maniscalco cercando una palla a tagliare, occhio alla deviazione a vuoto che preferisce, che favorisce quindi lo scatto di inserimento di Logalbo sulle fasce. Logalbo dentro al 10, cerca un velo, comunque non riesce, non rende la giocata, palla che resta lì, sembra aver toccato per ultimo Manuel Ingrassia senza deviazione avversaria, sarà quindi rinvio al fondo per l'avanti tutta al quinto minuto di gioco sul contropiede costruito lungo i lati della Sanzanobi. Maniscalco ribatte in avanti, si riconsegna così il pallone avanti tutta mentre si lotta in mezzo al campo, bene così recupera palla della squadra di casa che gioca dalle parti dei due Giammona. Giammona lascia scorrere, prova a tenere lì possesso su una situazione difficile sullo scontro con Basile, la meglio il 2 Maia Amaranto che può togliere, allontanare, dopo però un tocco che sembra essere stato proprio l'ultimo del suo e quindi rimessa laterale per la Sanzanobi Football Club. Vediamo un po' distante da questa posizione. Io farò il meglio a livello di zoom, gioco qua con l'inquadratura per provare a fornirvi la mia immagine migliore, mentre per i nuovi del canale vi invito a iscrivere, lasciare un like a questa diretta, mandando occhio al tiro di Logalbo che termina alto, non impensierisce qui più di tanto Graffeo. Dicevo, per i nuovi vi invito a iscrivervi, a lasciare like a questa diretta e a supportare attivamente il progetto LTV. Siamo al sesto minuto del primo tempo, fin qui il risultato dice 0-0 tra le due formazioni. Occhio alla brutta palla persa in uscita, recupera bene così Gnoffo, giocando dietro Maniscalco, gira in posta, la palla è buona per la Sanzanobi che tenta un destro dalla distanza, colpisce il palo al sesto minuto colpito da Samuel Giammona. Dopo il tocco del portiere sarà calcio d'angolo, si aiuta qui col palo Graffeo, si aiuta con il legno per togliere e mandare via, sarà calcio d'angolo in favore della Sanzanobi Football Club. Calcio d'angolo Sanzanobi. Noi concentriamoci dentro l'area sul trenino formato da maglie bianche detta ai rossi. Arbitro avrà qualcosa da dire, lì da di rigore, dal portiere il numero 7 Giammona. Cross dentro proprio da Giammona, arriva una buona uscita di Graffeo a toglierla sull'indirizzo verso Michele Giammona. Ora occhio all'uscita sul lato opposto ai nostri schermi, l'ultimo tocco è stato bianco e quindi rimessa laterale per l'avanti tutta quando siamo al settimo di questi 35, siamo al primo quinto di questo primo tempo di gioco. Cioè, resta con le mani per la Sanzanobi, devo correggermi, resta laterale Sanzanobi, l'arbitro invita a velocizzare Ingrassia che prova ad andare dentro, un po' di confusione a cui facciamo fatica a distinguere, ci affidiamo alle gesta dell'arbitro che qui indica totalmente un rinvio al fondo, rinvio al portiere che sarà per l'avanti tutta. Tenta di uscire palla al piede dall'area di rigore la squadra ospite.
però non fa i conti con la Sansanobi che è alta sull'aggressione. Il possesso ritorna dalle parti del 4 Maniscalco che imposta dietro, palla scomoda per Luigi Ingrassia, non può arrivare qui il 3 della Sansanobi, non può arrivare su questa palla troppo lunga, quindi rimessa laterale per l'avanti tutta, dove arriva una buona copertura, una buona lettura di Sirchia. Occhio alla palla contesa, anticipato qui il 10, anticipato in mezzo al campo. Ora occhio alle gestioni, occhio ai contatti. C'è un fallo, secondo il direttore di gara, c'è un fallo commesso da Samuel Giammona, e calcio munizione che sarà per l'avanti tutta. Calcio munizione al limite dell'aria, alla ricerca dell'11, ricerca di Cottone, prova uno scarico, un appoggio, palla che resta contesa, si infila forte così Gnoffo per provare a riprendere questa palla, ma resta ancora contesa e buona per la Sansanobi che riesce ad uscire spazzandola via. Di Lorenzo, palla a metà ancora, rimandata in avanti, passare lo vuole prendere, arriva una buona copertura da parte delle 5 di Stefano, rimessa laterale che sarà per l'avanti tutta. Su Cameli, grazie. Gnoffo prova ad aprire dallo Galbo, palla fuori misura, non riesce a trovare qui l'uscita sui lati, sarà rimessa laterale per l'avanti tutta, rimessa laterale per la squadra ospite dalle parti del capitano Battaglia che va lungo linea, mentre Di Lorenzo prova a non far girare, funziona bene l'aggressione della Sansanobi per fermare l'avanzata avversaria. Occhio a Liccio, può crederci il 10, occhio, si infila Giammona, va a pressare pure il portiere, va a pressare pure l'estremo difensore che ha un tocco, se ne libera, poi l'appoggio del play è utile per riconsegnare il possesso, la calma in mezzo al campo, buono qui a due tocchi, il 10 Guccione per andare in mezzo al campo, apertura sui lati, Ingrassia a chiudere la linea di passaggio, a chiudere questa verticale rivolta in avanti. Luigi Ingrassia passa bene sulla sinistra, prova a prendere una metrica con la palla 3 per Ingrassia, lungo linea c'è un compagno, palla troppo lunga però non può arrivare lì a ricevere l'esterno d'attacco Michele Giammona, sarà rimessa laterale per l'avanti tutta mentre ci avviciniamo ai primi 10 di questo primo tempo. Passarello tocca, la palla termina fuori dopo però il tocco del 9 e quindi rimessa laterale in favore della Sansanobi dalla metà campo opposta con qui inquadrato Ingrassia con la palla tra le mani per andare lungo linea. 10 esatti sul cronometro, 10 spaccati, siamo ancora 0-0 all'inizio di questa partita su una grande occasione giocata dalla Sansanobi che ci riprova dalla distanza, in due tempi riesce a fare sua qui Graffeo, riesce a bloccarla su un altro tiro proveniente dalla metà campo, terminato però su un intervento delle portiere. Ora occhio qui, lo strappo di Logalbo che recupera del rigore, va in mezzo Logalbo, troppo sul portiere, Graffè ancora, sicuro sulla presa. Errore sull'uscita, funziona la pressione dei ragazzi di Mister Vassallo, rimessa laterale Sansanobi Football Club, con Luigi Ingrassia che sale per andare a battere questa rimessa con le mani. Ingrassia, ora cross che arriva dentro, non trova quel 10, Logalbo prova a toccare, non dà parecchio impatto e potenza qui al pallone. Arriva una presa sicura per Graffeo che riesce a prendere e riconsegnare ai suoi compagni entro di rigore dalle parti del 5 Mineo. Mineo spazza via, non riesce a metterla giù Maniscalco, voleva maggior calma qui Vassalo su questa palla che poteva essere più di facile gestione che per rispetto a una palla spazzata senza pressing qui. Fatto sta che il posto ritorna ancora per l'avanti tutta per la formazione ospite per la squadra di mister Mario Pezzino. Occhio all'imbucata centrale, gran palo, occhio cosa una gol. Giammona vuole andare verso la porta, resta ancora lì Graffeo. In più tempi a toglierla su una situazione in cui sono forse un po' passati i piedi. Mon Ingrassia e Michele Giammona non sono riusciti a intendersi al meglio su questa palla gol per la Sansanobi. Quando siamo all'11° e della seconda occasione a gol, bene, Di Lorenzo qui, dritto sulla palla, Di Lorenzo è rimessa laterale per la Sansanobi dalle parti del capitano, dalle parti di Battaglia. Per l'avanti tutta, perdonatemi, Di Lorenzo allontana via. Gnoffo, palla tolta, Maniscalco deve giocare di prima, la palla rivolta ancora verso Ingrassia, anticipato, Logalbo, il capitano, indirizza la Gnoffo che passa, può andare dentro, l'idea è buona, palla per Giammona, leggermente lunga però, era ottima l'idea di Gnoffo, si perde forse un po' sulla misura di questo passaggio, comunque resta ottima l'idea, apprezzata anche dalla società della Sansanobi, qui di Gnoffo, sarà rinvio al fondo, rinvio al portiere in favore dell'avanti tutta, che gioca ancora corto, senza paura di avere a tre piedi, però correndo qualche rischio di troppo che costa la perdita del pallone tre piedi, la rimessa laterale per la Sansanobi FC. Ancora il solito Luigi Ingrassia con le mani.
L'ultima deviazione è stata in Maia Amaranto e quindi calcio d'angolo dalla bandiera di sinistra. Noi ci concentriamo dentro l'area di rigore per vedere i blocchi che si formano su questa chance da palla inattiva. Altra interruzione, ancora qualcosa da chiarire in mezzo all'aria tra i buchi creati dentro l'area di rigore. Può fischiare l'arbitro, lasciare proseguire e lasciare riprendere il gioco. Destro in mezzo, alla ricerca dell'inserimento, soprattutto alla ricerca dell'inserimento di Sirchia. Qui non trovate in maniera perfetta, sarà rimessa laterale per l'avanti tutta, senza deviazione in mezzo all'area di rigore di maglia bianca. Passarello protegge per il compagno dietro, scarica appoggio verso il capitano Battaglia che se la perde qui, palla che resta ancora contata, Passarello ha toccato per ultimo e la rimessa laterale per Di Lorenzo, per la Sanzarobi, per la squadra di casa. Di Lorenzo va lungolinea a cercare Ingrassia, altro tocco, altra rimessa laterale. Di Lorenzo si arrampia qui Di Lorenzo sulla differenza di stazza con Cottone, lascia per seguire il direttore di gara con la palla che resta ancora in dubbio. 3-2 con Lo Galbo che protegge l'uscita del pallone per battere questa rimessa laterale, almeno per riconsegnare a Di Lorenzo che batterà questa rimessa laterale qui davanti a noi, qui davanti ai nostri schermi, lo vediamo benissimo. E proprio per queste immagini vi invito ancora a supportare, a iscrivervi al canale, a attivare la campanella, a lasciare un like. Palla allontanata. Si torna lì, occhio ai duelli, Cottone di testa torna dietro e palla che viene spazzata, ma sull'esterno non riesce a dare traiettoria al pallone qui il giocatore maglia numero 4 Vella. Sarà quindi rimessa ancora davanti ai nostri schermi per la Sanzarobi con Di Lorenzo pronto a mettere in gioco. Lo Galbo prolunga alle spalle, non arriva nessuno dei suoi attaccanti. Ora occhio lì, ancora lo scontro. Cottone Di Lorenzo alla meglio. Cottone ma sull'uscita se la perde sul raddoppio, dall'11 all'altro. Lo Galbo vola un numero ma viene triplicato. Ora Di Lorenzo accompagna la palla fuori, tocca per ultimo Di Lorenzo e la rimessa laterale per avanti tutta. Rimessa laterale avanti tutta dopo l'ultimo tacco di Di Lorenzo, però deve rettificare la posizione di battuta qui il giocatore ospite, il capitano mai numero 3 Battaglia. Un quarto d'ora è andato, mancano 20 alla fine di questo primo tempo, ancora 0-0, ancora parità a ritmo delle due squadre, con la Sanzarobi che si insedia lì in avanti, con l'avanti tutta che cerca una risposta, cerca la prima occasione della prima partita, che ancora fatica però a trovare, quindi rimessa laterale con Luigi Ingrassia pronto a battere con le mani. Ingrassia attende, contrasto vinto, palla che viene scodellata poi dalla Sanzarobi, ma fa fatica a tenerla. Ora poi la 10 che cerca un'imbucata verso Passarello, trova un anticipo sicuro qui da parte del difensore maglia bianca. Ora la palla scappa, ma resta ancora tra i piedi di Battaglia, mentre viene attesi in mezzo al campo. Maniscalco lontano e manda via dal suo 10. Ingrassia è lui che spinge, è lui che va in avanti con la palla tra i piedi per poi servire i compagni. Gnoffo ancora si guarda intorno, quasi da seconda punta qui Gnoffo viene dentro il campo per ricevere la palla, per girare e smistare il pallone. Giammona Samuel. Ora rallenta un attimo, Sanzarobi vorrebbe riflettere, giocare con calma sui lati, anche quello di sinistra. Destro dentro, forse un po' forzata come soluzione, può allontanare via l'avanti tutta con Di Lorenzo che ancora continua il duello contro Cottone, lo vince un'altra volta Di Lorenzo, li rimessa laterale che sarà per avanti tutta. Battaglia, Passarello viene incontro, la palla filtra sui lati, dalle parti del 10, Cottone, occhio allo strappo, arriva un anticipo sicuro e attento del difensore mai numero 6, Sirchia, rimessa laterale per la Sanzarobi, funziona l'intervento difensivo di Sirchia, si ritaglia una direzione avversaria, una rimessa laterale a suo favore. Cottone allontana, è rimessa laterale per la Sanzarobi ancora dalle parti di Di Lorenzo. Occhio alle spinte, riesce a lanciare e mandare in avanti via Sirchia, potrebbe essere una buona palla per l'inserimento di Giammona, ma è troppo lunga dopo il rimbalzo, forse anche il terreno di gioco bagnato, zuppo dopo le piogge, dopo le burrascate di oggi pomeriggio. Chiaramente la palla scivola in mezzo al campo, prende maggiore
velocità dopo l'impatto col terreno, dopo il rimbalzo, potrebbe essere questo un fattore chiave sull'esito finale della gara. Quando stiamo intanto sullo 0-0, quando siamo all'esatta metà di questo primo tempo di gioco, 17:30 sul cronometro, di questi 35, 0-0 con la parità reti inviolate in questa metà del primo tempo di questa seconda giornata di giovanisti provinciali Under 15 Girone C, che rappresenterebbe la prima partita per queste due formazioni, in quanto hanno subito un rinvio alla prima. Palla tolta, deviazione e rimessa laterale Sanzanobi ancora. Giocare in grassia sulla sinistra nei nostri schermi in questa rimessa laterale. Ora palla Maniscalco che cerca un'imbucata centrale dove non può arrivare però nessun attaccante Sanzanobi, che però comunque ci crede, va a mettere pressione portando all'errore, quindi il recupero palla della Sanzanobi. Lo Galbo vuole aprire il mancino per piazzarla, diventa quasi buona per Giammona, che al volo non riesce a mettere in difficoltà qui Graffeo. Lo Galbo porta via l'uomo. Cottone passa bene su Di Lorenzo, ma arriva un ottimo intervento di Maniscalco, dritto sulla palla qui Maniscalco, senza paura di andare a contrasto, dritto sul pallone, intervento pulitissimo del 4. Fin qui perfetti passi di interdizione. Da rettificare la posizione della battuta, chiaramente prende una decina di metri qui Battaglia. Vabbè, lascialo giocare da qui, lascia proseguire il direttore di gara. Battaglia, lungolina Cottone, tocca per l'ultimo Lo Galbo e la rimessa laterale in favore dell'avanti tutta. Cottone prova a prolungare le spalle, la palla arriva verso Passerello che si accentra. Passerello fermato da Lo Galbo e poi da Ingrassia. La palla che resta ancora buona però per un'avanzata dell'avanti tutta che va sulle lati di destra dalle parti delle panchine. Occhio alle spinte, occhio che va. Basile prova a mettere dentro, non arriva però a completare l'intenzione. Il recupero palla sarà della Sanzanobi FC, del Sanzanobi Football Club. Su quel lato dove vediamo per un po' poco. C'è un tocco con il braccio davanti tutta quando manca un quarto d'ora alla fine di questo primo tempo. Siamo al 20° esatto, sullo 0-0. Calcio di punizione per la Sanzanobi dopo un tocco con il braccio, come indica il direttore di gara, a sfavore della squadra ospite. Imposta corto la Sanzanobi, lo fa dalle parti di Stefano. E ora Di Lorenzo, protagonista di un ottimo primo tempo. Di Lorenzo riesce a tenerli in campo. Occhio che arriva la piattaforta di Battaglia nel togliere e mandarla via. Maniscalco poi manda sui lati, manda in rimessa laterale per evitare rischi. Rimessa laterale che sarà per l'avanti tutta. Palla girata sui lati, Cottone non arriva. Rimessa laterale per la Sanzanobi. Lo Galbo prolunga a cercare il 10, Ingrassia, anche lui di testa, palla che risulta buona ancora per la rimessa per la Sanzanobi FC. Di Lorenzo pronto a battere. Giocando in mezzo la Maniscalco, chiusa alle spalle, l'ultimo tocco è di Stefano, rimessa laterale sarà per l'avanti tutta, con Battaglia pronta a battere qui ai nostri lati, siamo dentro il campo, riusciamo a prendere al meglio ciò che passa, che filtra al terreno di gioco, non peraltro siamo la voce del campo ora. Occhio qui alla giocata, Battaglia torna dietro. Non arriva Passarello, la fa volare via Sirchia, la fa volare alla metà campo con Giammona che viene però anticipato sull'anticipo del lotto. Giammona, eccolo qui che se la viene a prendere però. Michele Giammona, guardalo Galbo, imposta col mancino, la palla è richiesta verso Ingrassia, ma non arriva a quel controllo, soltanto una palla che resta ancora vagante in mezzo al campo. Di Michele la tiene, la palla scappa via, è rimessa laterale per la Sanzanobi. Giocata lunga, Lo Galbo può arrivare, la
prova ad insidiare qui la chiusura avversaria. L'ultimo tocco è della squadra ospite, quindi rimessa laterale con Di Lorenzo che se ne prende a battere quest'altra rimessa laterale. Corto dallo Galbo Di Lorenzo, tentando di tenerla in lotta con Battaglia, palla che resta ancora dura da uscire, ma Di Lorenzo lo fa bene per andare sul primo, palla tolta e spazzata dalla tutta resta ancora buona, Giammona, palla che arriva dietro, ci prova a tenerla Samuel Giammona. E si lotta ancora per questo possesso. Luigi Ingrassia gestisce lui aprendo sui lati, uomo alle spalle, quindi scarica inevitabile col possesso che resta ancora tra i piedi, ragazzi, maglia bianca. Mioffo gioca, appoggia, Maniscalco, preferisce entrare un attimo per dettare i tempi di gioco. Sirchia ci prova addirittura dalla distanza, palla che termina larga in un rinvio al fondo, rinvio al portiere che sarà per l'avanti tutta. Non riesce ad uscirla, qui l'avanti tutta fa fatica sull'uscita dal basso. Rimessa ancora per la Sanzanobi. La palla arriva dentro, prova ad uscire davanti tutta, spazza, ma non basta. La palla è buona per lo Galbo che la lavora. Restando ancora il limite, Gnoffo fermato il tiro del 10 Ingrassia, colpisce ancora il palo, il secondo palo, sempre quello colpito dalla Sanzanobi. Ed è 0-0 ancora, ci prova a sbloccarla col tiro dalla distanza, col tiro del 10 qui la Sanzanobi, trova però il palo che mantiene ancora tutto sullo 0-0, ci ha provato dalla lunetta dell'area di rigore, ci ha provato qui Ingrassia, colpisce però il palo, sempre il palo di sinistra, calcio d'angolo per la Sanzanobi, un tocco in maglia bianca. Palla in mezzo, allontanata e spazzata via dall'avanti tutta. Deve tenerla in campo Cottone, ci riesce, vista la mancata aggressione su di lui. Cottone si accentra, toglie spazzando, la vuole un contropiede così davanti tutta, controlla errato, complice. Qui la copertura alle spalle di Luigi Ingrassia, che gioca e va dalle parti del 7 Giammona. Michele Giammona verso Maniscalco. Maniscalco ora Di Lorenzo. Aprendo sui lati, lo Galbo orienta bene il controllo, ma non si gira su Battaglia. In questo duello tra capitani in cui ha avuto la meglio il capitano della squadra ospite, ma si lotta ancora lì. Cottore riconsegna per lo Galbo. E l'avanti tutta esce dalle parti di Battaglia, deve fare attenzione con la palla tra i piedi qui. Ora vorrebbe impostare, Maniscalco ancora, perfetta al contrasto, rimessa dalla che sarà per l'avanti tutta. Va lungolina Battaglia, anticipo. Forse con un braccio di Lorenzo, ma va subito una spinta, ha toccato sì con il braccio, ma dopo una spinta c'è fallo commesso ai danni di Di Lorenzo e calcio di punizione che sarà per la Sanzanobi Football Club. Calcio di punizione Sanzanobi. Sirchia va dalle parti di Stefano mentre Ingrassia prende ampiezza sui lati cercando di andare però e passare uno step cercando la prova mezzale poi centrocampista il numero 8 Giammona Samuel. Maniscalco di Stefano la mantiene ancora tra i piedi senza paura di forzare l'avanzata, senza paura di cadere nella pressione avversaria e lo fa bene con personalità qui la Sanzanobi. Giammona prova ad allargare, vorrebbe Ingrassia ma se la va a prendere a modo suo, rientrando però dal fuorigioco, rientra dall'offside e qui Ingrassia sarà rimessa, sarà possesso che tornerà ancora per l'avanti tutta. Lancio lungo in avanti, passerello anticipato al limite qui il tocco di Sirchia che poi riesce comunque a uscire sui lati. Lo Galbo vorrebbe andare qui, Battaglia l'aspetta, Lo Galbo se la perde, la palla scivola via sul terreno bagnato, rimessa laterale che sarà per l'avanti tutta. Battaglia, Maniscalco ancora sull'out, sulla rimessa laterale per l'avanti tutta con Battaglia ancora una volta incaricato di mettere in gioco con le mani. Cottone di testa.
Sirchia prova a spazzare, poi palla riscodellata al limite dove trova un raddoppio della Sansanobi col posto che torna poi ancora in maglia Amaranto per l'avanti tutta. Di Michele non arriva qui, non arriva a tenerla il 7 dell'avanti tutta, rimessa laterale per la Sansanobi Football Club. Occhio, brutta palla questa orizzontale. Cottone mette il corpo, Di Lorenzo ancora lo segue in ogni zona del campo. Qui Di Lorenzo non lascia, non molla un attimo. Cottone mentre arriva il primo giallo ed è proprio per l'11, sembra essere proprio per Cottone. Ha monito il primo monito di questa partita alla maglia numero 11 dell'avanti tutta. Cottone, il primo giallo, il primo giocatore inserito nella lista dei cattivi del direttore di gara. Monito Cottone, l'11 dell'avanti tutta, come diciamo il primo monito di questa gara. Andrà a battere Sirchia con Di Stefano corto, Maniscalco si apre sui lati, vedremo quale sarà la richiesta di Sirchia, cerca in avanti per vie centrali l'offensività della Sansanobi, ma battaglia bene qui nel togliere e mandarla via. Prova a prendere la Ghioffo, non arriva. Cottone contro Di Lorenzo che lo segue veramente in ogni zona del campo, che venga dentro il campo, che venga sui lati. C'è sempre Di Lorenzo e Marco Tudolo fin qui protagonista di una grandissima partita, il 2, forse il migliore in campo addirittura nella Sansanobi Football Club. In questi primi 29. Quando mancano 6 più recupero alla fine di questo primo tempo, che non ha visto però perdite di tempo e quindi si potrebbe anche concludere senza lasciare recuperare. Vedremo quanto però quale sarà l'entità del recupero, quello l'arbitro deve essere ritenuto opportuno assegnarne minuti extra. Ma ancora mancano 5:30. Moniscalco riconquista, cercando poi in mezzo al campo il suo numero 7 Gemona. Lo Galbo dalla distanza, deviato il suo tiro, ribattuto, mandato via. Gnoffo prova a tenerla ancora fuori dalla di rigore, ancora cercando di lavorare per i compagni. Prova un tiro che termina larga, rinvio al fondo, rinvio dal portiere alla mezz'ora di gara, rinvio dal fondo per l'avanti tutta. Battaglia, gioca corti in mezzo al campo dalle parti del compagno che viene Di Lorenzo, si ritaglia anche l'ultima deviazione avversaria, perfetto fin qui Di Lorenzo, rimessa laterale che sarà per la Sansanobi. Maniscalco alle spalle, passa sul Cottone. Maniscalco prova ad andare anche lui in avanti dentro l'area. Ora occhio alla corsa ringrazievole ad andare su questa palla. Riesce a riprenderla su una lettura un poco incerta di battaglia. A toccare è proprio per ultimo il capitano dell'avanti tutta. Vedremo se è rimesso calcio d'angolo, dovrebbe essere rimessa laterale. Vediamo cosa indica l'arbitro. E così è rimessa laterale come indica il direttore di gara. Palla spazzata via, qui dalla nostra parte, occhio che arriva proprio a noi. Accompagna via Di Stefano, rimessa laterale che sarà per la Sansanobi. Di Lorenzo lungolinea. Lo Galbo tocca per ultimo, è rimessa avanti tutta ora. Battaglia. Di Stefano si sgancia, la palla viene però tolta la Sirchia, cercando di andare in avanti dal 10, Ingressi che va a fare il centravanti, il falso 9 con Gnonfo che viene sempre dentro il campo. Difficile intendere l'assetto offensivo della Sansanobi, molti giocatori del gioco senza rispettare una posizione fissa, comunque che sbarano bene in mezzo al campo in base all'esigenza, ma riescono a muoversi però con intelligenza, non privo di tattica, attenzione. Rimessa 3 che sarà per la Sansanobi Football Club, rimessa 3 che sarà per i giocatori in maglia bianca. Lorenzo Giammona, palla che termina fuori, rimessa laterale per l'avanti tutta. Cottone difende, controlla e scarica, questo è quello che deve fare con l'uomo sempre presente alle spalle.
gioca d'imposto, ora sulle spinte del 2, sulle spinte dell'avanti tutta, mentre ritorna lì Samuel Giammona provando a disturbare il portatore di palla, riuscendo anche a rallentare l'avanzata sulle marcature al portatore. Si gioca ancora con la Sansanobi che la ritrova, più Sansanobi che avanti tutta in questo primo tempo, ma ancora 0-0 negli ultimi 2 minuti e 20 di questo primo tempo di gara. Però occhio lo scala, occhio lo strappo del capitano Lo Galbo, rientra ma trova la chiusura del capitano Battaglia. Battaglia prolunga, Cottone prende posizione, prova a passare sui lati, Lo Galbo qui al limite, quasi si disinteressa del pallone, commette fallo. Commette fallo Lo Galbo, calcio punizione per un fallo commesso da Lo Galbo. Ostruzionismo di gioco giudicato dal direttore di gara. E calcio punizione già battuto. Ora prova ad andare per dei centrali, destro da fuori Lopez. Blocca Lopez sul tiro di Vella. Occhio alla palla spinta a destra, Passarello vuole arrivare, Sirchia pronto a proteggere, si resta lì, Sirchia deve uscire, lo fa lungolina bene dalle parti del 10, con la palla che però termina oltre la linea laterale, sarà rimessa con le mani per l'avanti tutta, rimessa laterale a 90 secondi alla fine di questo primo tempo regolamentare. Giocherà Basile lungolinea, Passarello non arriva, palla scortata fuori, palla scortata sul fondo, da un rinvio al portiere dalle parti di Lopez. Di Lorenzo prende Ampiezza, Lo Galbo un po' chiuso, si cerca di andare da Giammona che si trova per l'anticipo di battaglia, una rimessa laterale per la Sansanobi, rimessa laterale per i padroni di casa. Lo Galbo si lotta ancora, bene qui la palla girata in mezzo al campo, chiusura però di Maniscalco, era Morici. Basile spinge a destra mentre Ingrassia prova a recuperare, rallenta un attimo Basile, lo scarico poi inevitabile, si ritorna dal 5 che non riesce però a tenerla precisamente dai piedi dei suoi, palla resta vacante trovando un ottimo anticipo di Ingrassia, ma un altrettanto di Morici che riconsegna per il suo dal 7, provando a trovare lo spazio, trovano chiusura del 4, trovano chiusura di Maniscalco, mentre vengono assegnati 2 minuti di recupero, arriva puntualissima la chiamata dell'arbitro, 2 di recupero assegnati al direttore di gara, quindi fino al 37esimo si andrà per questo primo tempo di gioco e fin qui vede Sansanobi avanti tutto sullo 0-0 di questa seconda giornata di giovanissimi under 15 provinciali girone C. Chiaramente la provincia palermitana. Si lotta su quei lati, palla che schizza via, dopo un ultimo tocco bianco, sarà calcio d'angolo per l'avanti tutta, la prima occasione dalla bandierina per l'avanti tutta, passa dal lato di destra, noi ci concentriamo come facciamo al solito dentro l'area di rigore. Schema corto, occhio alla palla che viene deviata, Ingrassia prova a togliere la botta da fuori, termina alto il tiro di Guccione in un rinvio al fondo per la Sansanobi. Alto il tiro di Guccione. Lopez Di Stefano. L'uscita errata però, Di Lorenzo deve spazzarla in maniera corta, lo fa, lo calcola a prolungare in avanti, si resta ancora dalle parti o di Battaglia o di Giammona, tocca per l'ultimo Giammona, resta ancora lì Cottone, preso per mano da Di Lorenzo. Cottone rallentato, Di Lorenzo vuole tenere, l'ultimo a toccare è stato il 10 dell'avanti, è stato l'ultimo a toccare Guccione, quindi rinvio dal fondo, rinvio al portiere che sarà per la Sansanobi quando mancano 20 secondi alla fine di questo primo tempo di gioco. Lopez Sirchia. Lopez ancora. Uscita incerta della Sansanobi. Forse accusa un po' di stanchezza nel finale. L'arbitro manda tutti nei spogliatoi sullo 0-0 tra Sansanobi contro il club avanti tutta. In questa seconda giornata di giovanissimi provinciali under 15. Ci sentiamo tra poco, appena inizierà e riprenderà il secondo tempo di gara.
Si riprende, si gioca, si può andare. Sansanobi 0 avanti tutta 0 dopo il primo tempo di questa gara, dopo il primo tempo dei primi 35, che ha visto le squadre proprio pareggiare a reti inviolate. Nei primi 35 ritorniamo in pieno assetto da gara, ci risiamo, ci sono stati 3 cambi nella formazione in casa, 3 cambi nella Sansanobi, dentro in campo Costa, Maceo e Daniel Jesus su Cameli nella Sansanobi Football Club. Qui fallo commesso in avanti dalla Sansanobi, calcio punizione che sarà per l'avanti tutta. Occhio alla botta. Palla tolta, mandata via. Maniscalco bene ancora, perfetto fin qui in fase di interdizione. Ora gestione, possesso per la formazione ospite davanti tutta che non riesce a tenerla, si affida ora al recupero. Sansanobi tocca un braccio di cottone, occhio che è già ammonito. Chiaramente non è questo un fallo da doppio giallo, quindi lascerà proseguire il gioco la Sansanobi in questo calcio di punizione. Calcio di punizione bianco. Già siamo oltre i primi 60 secondi di questo secondo tempo, ancora sullo 0-0. Il lancio in avanti, cercato una girata. La palla è buona per il destro, incrociare. Conclusione larga di pochissimo. Ci ha provato subito al suo ingresso in campo su Cameli. Non riesce a trovare qui lo specchio della porta. Rinvio dal fondo che sarà per l'avanti tutta. Rinvio al fondo per la formazione ospite. Dopo aver rischiato di andare sotto sul tiro dell'appena entrato in maglia numero 17 su Cameli. Ora si resta, si lotta ancora per il possesso. Costa prolunga e va in avanti. Lo Galbo, palla tolta, spazzata via, risulta buona ancora però per Anzanobi che deve lavorarla, quindi Passarello Maniscalco alla meglio il 4 della Sansanobi. Lo Galbo in buca per la corsa del suo compagno, per la corsa del 16 Maceo. Sarà rinvio al fondo, rinvio del portiere per l'avanti tutta. Rinvio al portiere avanti tutta. Ora occhio alle uscite, avanti tutta con la rimessa laterale. Occhio in mezzo al campo, Lo Galbo disturba il rappresentante di mai numero 15 Chiarito. Prova a bucare ancora la Sansanobi, salta bene in alto per mandare in avanti Maceo, se la trova lì Lo Galbo, ma tocca forse con un braccio. Sembra aver toccato con un braccio, dice no, c'è un fallo, c'è anche un giallo e quindi un calcio di punizione dal limite per la Sansanobi Football Club. Calcio di punizione al limite per la Sansanobi Football Club, situazione un po' difficile da capire lì. Sembra essere gioco pericoloso del difensore dell'avanti tutta. E quindi calcio di punizione diretto, quindi c'è stato pure un contatto su questo gioco pericoloso, perché ricordiamo come da regolamento in caso di condotta di gioco pericolosa ma senza contatto il regolamento prevede un calcio di punizione indiretto, quindi a 2. Questa volta il tocco c'è stato e quindi calcio di punizione diretto con Costa pronta a battere e pronta ad aprire il destro. Allora, per come sembrano schierati, sembra essere un calcio di punizione diretto. Calcio di punizione diretto. Costa! Largo di poco Costa. Col destro verso il primo. E sarà rinvio al fondo, rinvio al portiere per l'avanti tutta. Rinvio al fondo avanti tutta dopo una gran chance passata da un calcio piazzato dall'appena entrato in numero 19 Costa che va largo però rimessa laterale quindi per la Sansanobi. Occhio qui la gestione, non arriva Di Lorenzo, è rimessa laterale per l'avanti tutta di Lorenzo Mandi, avanti ancora protagonista di una gran partita, il 2 della Sansanobi. Qui però l'irregolarità sarà commessa poi dai padroni di casa e quindi calcio di punizione che starà per l'avanti tutta. Calcio di punizione in maglia Amaranto. Tocca ma non basta. Qui per tenerla Samuel Giammone, l'ultimo tocco è stato dell'8 della Sansanobi, rimessa tale per la formazione ospite. Lunga la topposta ai nostri schermi dalle parti di Battaglia, il capitano in maglia Amaranto, ma deve rettificare ancora
La posizione di battuta quando siamo al quinto minuto del secondo tempo, ancora sullo 0-0 in questa prima partita per queste due squadre, in questa seconda giornata però di giovanissimi provinciali. Ingra si allontana, anticipato lo Galbo alle spalle, ora arriva qui dalle nostre parti, una rimessa laterale che sarà in favore della Vantitutta. Basile va sugli inserimenti di Passarello, mentre si tiene con Sirchia, vede una trattenuta di Passarello qui il direttore di gara che assegna un fallo, un calcio di punizione che sarà per la Sansanobi Football Club. Calcio di punizione Sansanobi, c'è quindi una chance alla palla inattiva ancora per giocare, per impostare il gioco sull'Empiezze. Intanto Sirchia può andare a battere dopo essersi bloccato questo calcio munizioni. Ingressia ha scavalcato la rimbalzo. La palla è buona per la corsa di Moceo. Moceo vuole andare bene qui sulla corsa su Camelo in mezzo. Moceo, chance per la Sansanobi ma scivola. Scivola sul terreno bagnato. Rinvio dal fondo. Si rinvia al portiere. Scivola Moceo dopo una gran progressione in velocità sull'esterno. Mentre viene richiesto forse una verifica del pallone, sembra essere sgonfio per come accusa Sirchia. Rinvio al portiere per la Vantitutta, ma dopo il cambio forse del pallone di gioco. E dice che è buono l'arbitro, quindi si può andare con questo. Rinvio lungo alla metà campo, Ingrassia bene a mettere giù e poi lottare. Grande da Luigi Ingrassia anche lui. Partita fin qui quasi perfetta dai terzini della Sansanobi. A gran supporto su due esterni di stazza, la Vantitutta trova un 11 in mezzo al campo, una stazza ben imponente, ben sviluppata rispetto alla categoria, soprattutto il reparto offensivo che fin qui viene contenuto al meglio dai difensori di Mister Vassallo. Manu. Su Instagram, io non ce l'ho l'accesso. Passarello, come no? Ce l'hai tu. Occhio alle spinte, l'ultimo tocco è del 6 della Vantitutta, toccato per ultimo Gian Porcaro, è rimessa laterale in favore della Sansanobi. Non c'ho il telefono non ce l'ho. No, Va a tenerla su Camelia, palla termina fuori, termina oltre alla linea laterale, è rimessa con le mani che sarà per la Vantitutta. Ora palla al 4 che va in avanti. Occhio alle giocate, occhio agli appoggi. Su Cameli Costa, protagonista di una grande battuta su un calcio piazzato. Questa volta però forse intestardisce sulla giocata, se la porta troppo sull'esterno in maniera forzata. La Tossaca l'ultimo tocco, sta davanti tutta, la rimessa con le mani sarà per la formazione di cassa della Sansanobi. Ancora lì, palla tolta, scodellata via, Passarello Di Stefano. Di Stefano, bene qui nella protezione per facilitare il lavoro a Sirchia che allontana in avanti. Su Cameli in sì delle spalle, poi arriva da lui. Su Cameli appoggia la sponda per il mancino di Maceo che viene deviato e accompagnato sull'esterno da Logalbo su questa rimessa laterale che sarà battuta da Luigi Ingrassia. Ingrassia Logalbo, portalo giù, cerca un contatto falloso che c'è e quindi l'ultimo tocco, il fallo è stato commesso da Chiarito al 15 della Vantitutta e calcio munizione da una buona mattonella per mettere in mezzo in favore della Sansanobi Football Club che sarà battuta ancora da Costa. Costa vuole andare sul secondo, sullo sacco di testa di Sirchia che la manda alta di poco, però sulla traversa, occasione a gol. Costa e Sirchia ancora protagonisti di un'altra occasione, non riesce però a centrare lo specchio della porta, quindi difensore mai numero 6 della Sansanobi Football Club. Si resta ancora sullo 0-0 al decimo della ripresa, al decimo del secondo tempo quando mancano 25 e fin qui resta la parità inviolata in mezzo, rete inviolata in mezzo al campo. Prova a difendere Maceo, bene qui riesce a prenderla. Tocca per ultimo Lotto.
E poi la spazzata via davanti tutta. Occhio qui, ci prova ad arrivare Passarello. O Sirchi o Passarello. Difende Sirchi, arriva prima lui, poi fatica, rischia sull'uscita. Deve uscire Lopez, palla che termina larga di pochissimo. Su un pasticcio difensivo lì della Sanzanobi, graziato. Una palla che termina larga di poco sul secondo palo. Su una delle prime occasioni gol dell'avanti tutta che passa quasi su un rischio di autorete. C'è un giocatore a terra però intanto. C'è a terra Sirchia. Ha rischiato di andare sotto la Sanzanobi su questa chance. Rischia autorete la Sanzanobi. C'è Sirchia durante a terra. Dentro l'ingresso in mezzo al campo lo staff medico della Sanzanobi. C'è cambio, cambia in porta, staffetta in porta per l'avanti tutta, fuori Graffeo, dentro Rigano in maglia numero 12, quindi fuori Graffeo, dentro Rigano. Questo è il cambio, mentre Sirchia si rialza, sarà rinvio al fondo dopo lo spavento corso dalla Sanzanobi su questo rischio di autorete che termina però largo senza trovare l'esito richiesto davanti tutta. Si resta ancora sullo 0-0 quando siamo al 12° del secondo tempo, quando mancano 23 alla fine di questa gara, di questa prima partita, di questa seconda giornata però. I giovanissimi. Mentre in questa attesa noi invitiamo sempre a partecipare attivamente alla diretta, a commentare, leggiamo tutti, a seguirci sul canale, sulle nostre pagine Instagram, dove pubblicheremo poi in settimana con tutti i social di questa gara. Ha seguito a fine gara i nostri microfoni pronti per l'intervista, intanto prenotato da mister Vassallo. Vedremo poi chi entrerà nelle nostre zone post gara, mentre si resta qui. L'ultimo tocco è stato del giocatore mai numero 2, l'ultimo tocco di Basile, rimessa da tale Sanzanobi. Ingrazia Luigi con lo Galbo abbracciato alle spalle. Ingrazia, anticipata questa palla, Costa prova a scoderlarla in mezzo, dove deve uscire Rigano in maniera sicura, senza difficoltà sulla presa qui. Ora prova ad impostare sull'uscita le parti del suo capitano, le parti di battaglia. Lungolinea non arriva qui il 10, non arriva Guccione, trova davanti ancora una gran prestazione di Lorenzo, che è sempre attento lì, sempre pronto a dare mano sul lato di destra, su un duello difficile con Cottone oggi, che fin qui però ha vinto maggiormente proprio il 2 della Sanzanobi, che va a battere questa rimessa laterale. Su Cameli non arriva qui a riceverla Di Lorenzo. Cottone che salta per le braccia, mette il corpo, ma c'è sempre ancora un uomo pronto ad infilarsi. L'ultimo tocco è bianco, la rimessa da destra di Maia Maranto, è rimessa laterale per l'avanti tutta sotto gli occhi di mister Vassallo. A voto qui Di Lorenzo. Sirchia deve sganciarsi e proteggere l'uscita di questa palla, che è questo quello che completa, quello che compie, completando quindi l'uscita. Rimessa laterale che sarà in favore della Sanzanobi. Va lungolinea Di Lorenzo alla ricerca di Sucamelli, trovando un anticipo per avversare, la palla schizza via, resta lì. Ancora palla per l'avanti tutta, che vorrebbe andare per le zone laterali del campo qui con Ingrassia, incaricato di gestire sulla pressione avversaria. Passa bene con una giocata, poi strattonato, ma fuori tempo il 17 dell'avanti tutta. Commette falle, danni di Ingrassia e calcio missione che sarà per la Sanzanobi dalle parti di Sirchia. Avanti che passa, avanti, scendete. Sirchia vuole lo Galbo, non lo trova però. Ora palla sui lati, Pezzino non arriva. Rimessa laterale per la Sanzanobi, resta con le mani per Sirchia. Invece non lascia la battuta Ingrassia come da delegazione. Va a battere il terzino, Ingrassia lungolinea. Non arriva qui lo Galbo, palla che risulta ancora
difficile ma sulla corsa. Passarello, Sirchia arriva prima al 6, si infila prima il difensore centrale ma il numero 6 Sirchia che allontana sui lati, dovrebbe essere rimessa laterale così, rimessa con la manica, sarà battuto da Chiarito. Passarello vuole girarsi, occhio al tocco di Maniscalco, giudicato regolare all'arbitro, ha rischiato qui tanto Maniscalco, fortunatamente l'arbitro era ben piazzato lì a pochi metri, ha visto per bene la dinamica del 6 maglia bianca. Costa ora, deve uscire sui lati trovando bene la spinta alla corsa di Logalbo che può andare sui lati. Logalbo sterza, rientra col destro, la palla però è corta, non riesce ad impattare bene, quindi allontana e manda via l'avanti di tutta. Di Stefano vuole tenere uno dei protagonisti degli stage tecnici completati alla Sansanobi nell'affiliazione di questa estate col Padova Calcio, uno dei protagonisti qui in difesa difensore mai numero 5 di Stefano, trovato anche all'interno dei contenuti della formazione di casa, seguita interamente l'unica società che prende a pieno l'intero pacchetto di TV, l'intera pubblicità sui social e qui in mezzo al campo. E quindi possiamo fare altro che menzionare l'ottimo lavoro svolto fin qui. Occhio intanto alla lotta in mezzo al campo, c'è un fallo commesso su Sirchia ancora per prendersi un altro fallo, un altro calcio di punizione. Fallo commesso su Sirchia e calcio di punizione per la Sansanobi. Calcio di punizione Sansanobi Football Club. La palla verso l'area di Stefano, tocca dentro quasi un assist per l'11. Logalbo cerca uno scavetto, la palla è buona, la toglie dalla porta. Qui incredibile errore sotto porta della Sansanobi, non riesce a metterla dentro, solo con la porta spalancata. Errore questo per sbloccarla. 0-0 ancora tra Sansanobi avanti tutta, forse sorpreso da questa palla messa in mezzo da Logalbo, sorpreso l'attaccante con il numero 17 su Camelli, non riesce a mettere a segno il primo gol stagione dei suoi. Deve uscire qui il Rigano, blocca e va giù senza difficoltà. Rigano imperfetto sul rinvio, Logalbo vuole metterla giù, invitando pure Costa a toccare. Maceo. Logalbo protegge sui lati, Logalbo raddoppiato, vuole passare, tiene ancora il capitano, mi serve solo per metterla dentro sul secondo, palla che termina fuori di pochissimo ancora. Flirta col vantaggio la Sansanobi, si resta ancora sullo 0-0 però su due enormi occasioni disegnate negli ultimi 2 minuti. Rinvio dal portiere, 18 minuti sono passati dalla ripresa. Per questo secondo tempo di gioco che vede ancora però le formazioni bloccate sullo 0-0 con tante occasioni di Sansanobi fin qui con difficoltà nel sbloccare la gara. Occhio qui al numero di Cottone che passa bene, Cottone di Lorenzo si infila, non molla mai Cottone, non molla mai di Lorenzo, si infila su un'altra palla, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Gestione in mezzo al campo. Logalbo pulisce, bene per Ingrassia, occhio allo strappo contro Pezzino, alla meglio il 17, si resta ancora lì, Ingrassia prova a spingere mentre Maceo si infila. L'ultimo toccassore del duo, l'ultimo toccassore di Basile, rimessa tale per la Sansanobi. Rimessa tale Sansanobi Football Club. Pezzino appoggia ma per Maniscalco, ora Logalbo inseguito da Pezzino, Logalbo per centrali, Maceo tocca, occhio all'inserimento di Sucamelli, palla mandata via in calcio d'angolo, si affida al male minore qui Gianporcaro, si affida nel concedere un calcio d'angolo per la formazione di casa, dalla bandiera di sinistra mentre ci concentreremo dentro l'area di rigore, a battere andrà Costa. E calcio d'angolo per la Sansanobi. Costa va dentro sul secondo, palla che esce fuori dall'area, prova la botta di prima Maniscalco, centra in pieno un gioco trasversale, ora occhio ad Ingrassia con l'ultimo uomo,
preferisce non rischiare, spazzarla via. Su Cameli mette giù, gran controllo per l'appoggio e il tiro sul secondo palo che si è trovato un gol. La sblocca la Salzanobi per il gol dell'1-0, ha segnato Maceo appena entrato in campo dalla panchina, la sblocca Piazzara sul secondo palo che segna quello che vale l'1-0 al 20esimo, l'ha sbloccata la Salzanobi al 20esimo del secondo tempo. Maceo entra dalla panchina, la mette sul secondo palo dove non può arrivare Rigo in 1-0. 1-0 Salzanobi dopo 20 minuti del secondo tempo, cambia risultato, ha segnato Maceo, ha segnato il numero 16, la mostra di Mister Vassallo che sblocca la partita e segna il primo gol. Il primo gol di questa stagione per la Sansone Football Club, 1-0 al 55esimo, 55 minuti ci sono voluti per sbloccare questa partita. Cade però dopo 55 la difesa dell'avanti tutta che fin qui stava resistendo ai colpi avversari. Era occhio perché Sansone vorrebbe consolidare questo vantaggio. Ancora Maceo, fresco di gol per andare in mezzo su Cameli, in fuorigioco. Arbitro ferma e assegna un possesso ora per l'avanti tutta. Pezzino vuole correre, Maniscalco l'aspetta, allontana mandolo sull'esterno, rimessa laterale che sarà per l'avanti tutta. Rimessa darà ancora avanti tutta. Occhio lì, manda via in qualche modo Sanzanobi, poi la caressa pure ancora vagante con su Cameli che viene incontro per ricevere, ora pronto ad appoggiarsi su Cameli. Chiuso, fermato, c'è il 10 di Lorenzo aspetta, ancora però possesso dalle parti di Cottone che vorrebbe piazzare con il destro. Lopez va sulla presa sicura così Lopez. Lancia Lopez, Maceo prova a tenerla, Costa quasi alla cieca, soluzione un po' forzata qui senza uomini in pressione, rischia di perderla mentre Pezzino prova a toccare. E recupero arriva dalle parti di Maniscalco che passa bene sull'esterno, gran giocata di Maniscalco, vuole rientrare in avanti, resta ancora conto del possesso. Sir che si lancia benissimo a contrasto, poi l'ultimo tocco per l'arbitro è stato del 15, tocca per ultimo chiarito secondo il direttore di gara, sarà calcio, sarà rimessa laterale per la Sanzanobi. Che è lunga! Lo Galbo chiarito, Ingrassia si infila, ancora Ingrassia deve mandare in avanti, palla difficile da contenere, duro l'impatto, ora si resta ancora l'Ingrassia, manda in avanti, anticipo su Cameli. Cottone. Cercata una spinta lunga, Giamona va lungolinea, non trovando però su Cameli, sarà rimessa laterale per l'avanti tutta. Maceo ci prova, occhio prova ad infilarsi, sbraccia sull'8, non c'è fallo, sono lascia proseguire, Maceo dentro su Cameli che non viene trovato qui su una scelta un po' incerta, c'è da dire dell'arbitro chiaramente. Lascia proseguire il gioco qui, rinvia al fondo, rinvia al portiere che sarà per avanti tutta. Ingrassia salta a vuoto, Maniscalco deve servire il portiere, non deve rischiare, preferisce andare sugli esterni, preferisce allontanare in una rimessa laterale che sarà per l'avanti tutta dopo l'ultimo tocco di Maniscalco. Basile si affida al 9, si affida al suo passerello, ha toccato per ultimo proprio lui e il rinvio al fondo che sarà per la Sansalve quando mancano 11 minuti alla fine di questa partita, ma di questo secondo tempo regolamentare. 1-0 fin qui dopo il gol è trovato da Maceo appena entrato in campo. Mentre vedo qualcosa da dire a Pezzino. Si è rischiato su qualche protesta accesa.
Lancia lungo Sirchia. Lo Galbo non arriva qui. Ora Costa svirgola ma arriva comunque sta via il suo capitano. Lo Galbo per la corsa sui lati. Basile in anticipo. Poi la che risulta buona per il 4 che cerca un numero. Lo realizza per poi andare sui lati. Sulla corsa di Pezzino. Pezzino contro Sirchia. Dura contrasto. Deciso sul pallone. Senza fronzo, senza mezze misure. Sirchia lontana e manda via. Rimessa con le mani che sarà per avanti tutta quando mancano 10 minuti. Siamo all'ora di gioco. Siamo al 60esimo. 1-0 Sanzanobi. Dopo il gol segnato da Maceo. Quando mancano 10 come detto. Passarello. Ingrassia nel togliere preciso, trovando pure Maceo, fermato però qui da Morici. Palallotto, Morici, destro dalla distanza, colpisce il suo attaccante, colpisce Passarello, che era in offside secondo l'arbitro, e quindi possesso per l'avanti tutta. Fuori gioco di Passarello, possesso per la formazione maglia bianca. È scritto qui sul banner. Ti buttare fuori, ma poi detto io poi Schiattato il fischio da parte dell'arbitro. Si può andare ora dopo il fuorigioco sulla direzione di Passarello. Allontana via Sirchia, cercando in avanti sui centravanti. Maceo prova a prenderla, vuole stare regole per l'arbitro. Maceo per il raddoppio, inciampa al momento del tiro. Fatto sta che c'era fuorigioco però del 16. Ha cercato la botta verso la porta, ha avuto la palla per il 2-0. Maceo ha dato forze fresche in avanti, ha dato veramente filo a torcere la difesa. Fuorigioco in questa occasione però per il giocatore che ha deciso questa partita. Cottone contro Di Lorenzo, ancora Di Lorenzo, non ne perde una su quel lato Di Lorenzo. È rimessa tra avanti tutta. Qui fallo commesso ai danni di Passarello, fallo e calcio munizione che sarà per l'avanti tutta. Sul lato opposto ai nostri schermi. È così, calcio sull'avanti tutta. Quando siamo al 62 ci mancano 8 al minuto numero 70. siamo pacifici, non si preoccupi. Calcio munizione avanti tutta. 63 sul cronometro, 7 alla fine. Destro verso la porta, Lopez deve bloccare, colpisce la traversa qui, da calcio di punizione, l'avanti tutta, un passo dal pareggio, traversa colpita da un calcio piazzato, sembra essere stata una botta proveniente dal piede di Vella, colpisce la traversa, l'avanti tutta, un passo dal pareggio, rischia qui la Sanzanobi, ora occhio lungo linea, Pezzino. Gioca in mezzo, Costa non arriva, un po' superficiale qui, quindi ancora Vella e palla tolta che battaglia alza e manda via Olo Galbo Ingrassia, Luigi Ingrassia, tocca Pezzino per poi andare sui lati, rimessa con le mani che sarà per il Sanzanobi Football Club. Vuole battere Olo Galbo, sarà a rinvio più lungo. Maceo, Costa, cercando su Cameni, la palla è buona per l'11, la palla è buona per Lo Galbo. Che arriva al limite. Maceo tocca per ultimo, l'ultimo tocco è stato di maglia bianca a Richemi Rossi. È rimessa la tralla a 6 minuti dalla fine più recupero. Sul vantaggio minimo ancora per la Sanzanobi, dopo che avevamo avuto l'occasione per pareggiarla qualche minuto fa da calcio munizione su un tiro di Vella. Costa ribatte. Lo Galbo prolunga, bene così, indirizza verso Maceo, occhio qui Maceo, prova il destro dalla distanza, riga no. Maceo, ancora un'altra occasione per provare il raddoppio, ancora il 16, uno dei subentrati, il giocatore che decide questo risultato, sul gol del 1-0 quando mancano 5, più recupero.
Più recupero. Più recupero. Qui Di Stefano, siendo protagonista di un'ingenuità clamorosa. Vassallo infatti si infuria con lui. Forse non arriva nemmeno il giallo. Non ho visto se è arrivato un giallo, no? Ingenuità clamorosa di Stefano. Salta in cielo a prenderla con il braccio. Calcio munizione per l'avanti tutta. Giallo per Di Stefano. Arriva la conferma. Chiaramente inevitabile il giallo su questa ingenuità. Mancano 4:20 alla fine. Riprova Pezzino che sta soltanto ad andare in porta. Palla che termina larga sull'esterno, larga sul secondo palo. Vassallo infuriato quasi nella panchina della squadra ospite. Rinvio al fondo che sarà per la San Zanobi. Lopez lascia la battuta a Sirchia che va a rinvio lungo. Sirchia, Costa, tocca, poi Sucameli, no perdonatemi, qui il giocatore ma il numero 8 Giammona toccano arrivando da Sucameli proprio. Maceo di prima, non passa questa palla, ancora il 16 a Care Sucameli. Doppia chiusura dell'avanti tutta, poi tocca per ultimo Basile, rimessa tale sarà per l'Assunzione Football Club. Ingrassia Costa. Cerca un numero su 2 maglie su di lui. Poi Di Stefano si sgancia in anticipo. Palla buona per il 16, ma c'è ancora. Vorrebbe Lo Galbo. Palla leggermente corta. Ingrassia. Ne esce bene con la palla al piede. Sulla giocata sull'esterno. Ingrassia. Indirizza la Lo Galbo. Sponda sull'esterno. Invitando Maceo ad arrivare prima dell'avversario. Passa con il numero. Maceo. Dentro. Ma troppo verso il portiere. Brigano tocca, manda fuori. L'ultimo tocco è stato in maglia Amaranto. Quindi sarà calcio d'angolo per... Sì, calcio d'angolo per la San Zanobi quando mancano 3. Calcio d'angolo San Zanobi Football Club. Costa sul secondo, palla che taglia tutte le reti di rigore, senza trovare però un'occasione di dare gol per la San Zanobi che riconsegna così alla riga, a Rigano. Dalle spalle al pallone Basile, Ingrassia ne approfitta dell'errore. Super partita oggi dei terzini della San Zanobi. Di Lorenzo che Ingrassia, una partita perfetta senza sbavature. Ora Sucameli raddoppia il gol che vale il 2-0. Decidono i cambi di Vassallo questa partita. San Zanobi 2, avanti tutta 0. Il gol che vale il raddoppio. Prima Maceo e poi Sucameli per il raddoppio della San Zanobi. Entrano dalla panchina e spaccano la partita, portando ora forse possiamo dirle 3 punti alla squadra di casa. San Zanobi 2, avanti tutta 0. Maceo e Sucameli dalla panchina entrano e segnano 2-0. 2-0 San Zanobi. Entrano in campo con l'assetto giusto, con la voglia di rompere la partita, con l'atteggiamento che devono avere tutti i subentrati dalla panchina. Sarà contento mister Vassallo delle reti dei 2 subentrati. 90 secondi alla fine, è pronto un triplo cambio nella San Zanobi. 2-0 San Zanobi. Maceo e Sucameli. Poi Orenzo San Marco e pagato. dentro guardi intanto nella San Zanobi. Pochi secondi alla fine intanto. 30 secondi al termine di questo secondo tempo regolamentare. 2-0 sui gol trovati da Maceo e dal 17 Sucameli. L'ultimo tocco è stato di Basile, rimessa la traversata per la San Zanobi, collocato pronto a giocare ma lascia la battuta al suo compagno appena entrato Guardie. Lo Galbo
difende, manda dalle parti del 4 Vella, non c'è tocco il braccio, attaccatissimo al corpo, non aumenta il volume per secondo direttore di gara che lascia proseguire con Cottone che va dalle parti di Passarello. Passarello sulla sinistra, occhio quegli strappi del 9, trova l'uscita in scivolata di Di Stefano, dritto sulla palla senza fallo. Resta però giù durante Passarello mentre la Sansanobi corre e spinge sulla destra. Costa, sterza bene Costa, lotta ancora per il pallone, alla meglio il giocatore a toglierla, resta ancora però Sansanobi col possesso, con l'arbitro che però ferma il gioco per verificare le condizioni del ragazzo a terra, per verificare le condizioni di Passarello, ancora a terra dopo lo scontro con Di Stefano, quando siamo intanto al 70° e 30, attendiamo comunicazione da parte dell'arbitro sull'eventuale recupero, qualora ritenesse opportuno assegnare minuti extra. Dove ci vediamo? Prima che riprenda il gioco, altri due cambi ancora nella Sansanobi, pronti ad entrare in campo San Marco e Pagano. Dentro il maglia numero 14 Pagano e dentro il maglia numero 20 San Marco. Fuori Di Lorenzo. Fuori Di Lorenzo e Maniscalco nella Sansanobi al 71°e 30 mentre attendiamo la comunicazione sul recupero. A tornare a chiedere in possesso, la riconsegna di fatto alla Sansanobi e continua a giocare in avanti Masceo e poi Costa, chiuso però dal 15, palla persa in mandare in Genova, sale ancora su tutte le furie su questa palla persa nonostante siamo sul 2-0 a 2 minuti oltre il 70°. Cottone vuole scattare sulle fascia, Cottone contro l'avversario, passa ancora bene l'11, ora a prenderlo è Sirchia dopo l'uscita dal campo di Lorenzo, deve chiuderlo Sirchia. Pagano bene dalle parti del 6, ancora sull'uscita, palla al piede, Sirchia aspettato sulla fascia, palla che resta in campo ancora, resta sulla linea laterale, si lotta per tenerla nel traffico di maglia sia Bianchi che Amaranto. Ora occhio all'uscita, occhio alle giocate, c'è un giocatore a terra, c'è anche un fallo, calcio di punizione per l'avanti tutta, per un fallo commesso di Passarello, calcio di punizione avanti tutta. Siamo forse persi la comunicazione del recupero dell'arbitro perché siamo al 73°, non abbiamo visto comunicazioni, quindi giocheranno fino al triplice fischio del direttore di gara. Ora occhio alla palla che arriva però sotto al limite, Costa. Palla attesa lì sull'esterno. Occhio di rigore, Passarello in fuorigioco, arrivato con qualche istante di riflessione la chiamata dell'arbitro. Fuorigioco netto di Passarello, mentre occhio al numero qui di Lopez. Riconsegnare la palla a Di Stefano. Masceo cerca una spinta sui lati, ma c'è ancora, prova a correre, velocissimo Masceo, prova anche il tiro, svirgola però il pallone sull'impatto a tu per tu col portiere, dopo la lunga corsa si perde il più bello qui Masceo, sulla chance pari il +3, l'occasione è clamorosa ancora, dopo la gran corsa per il giocatore che ha sbloccato questa partita. Ora occhio ai lati, occhio al 17 Pezzino va lungo linea sulla corsa del 15, va troppo lunga, imprendibile per i compagni, è rimessa al laterale per la Sansanobi Football Club. Castello Caldo. Da destra palla a sinistra. Non me la ricordo. Lo Galbo gira con la palla verso Masceo che voleva lasciare passare alle spalle, trova una copertura avversaria ma si ritrova ancora lì. Masceo in palleggio contro il 4, contro Vella,
riprende Vella, Maceo si allunga, la palla è buona per il 4, buona per Vella, continuiamo al 75esimo, 5 minuti oltre il 70esimo, 5 minuti oltre i tempi regolamentari. Pagano alleggerisce l'avanzata, Di Stefano manda sull'esterno, controlla il cronometro, l'arbitro ancora c'è da giocare. Occhio alle giocate, si lotta per tenerla lì, buona qui la copertura di Guardi, atteso da Passarello, l'ultimo tocco del 9 Mai Amaranto è rimessa da Alessandro Zanobi Football Club. Guardi, Lo Galbo alza questa palla, Maceo deve metterla giù, indirizza bene alle spalle ma allontana la palla, è buona ancora per Maceo, ancora lottare contro Morici. Portalo poi giù Maceo, non c'è fallo, semplice contesto di gioco, l'ultimo a toccare sotto capitano Galbo, è rimessa laterale per l'avanti tutta. 76, 6 minuti oltre i tempi regolamentari, ancora non si sa quando si giocherà ancora. Pagano lotta insieme allo Galbo e Acosta, chiamato ad uscire, la gran palla per la corsa degli attaccanti, dove vorrebbe arrivare San Marco, protetto però l'uscita del portiere, protegge il 6, allontana, mentre può bastare così, non fallisce l'esordio, riesce a trovare la vittoria, la prima, la San Solomi Football Club, 2-0 sull'avanti tutta, decidono i cambi, decidono i subentrati, decidono il gol di Maceo e di Sucamelli dall'ingresso della panchina, 2-0 per l'esordio stagionale della San Solomi Football Club, 2-0 per i ragazzi di Mister Vassali. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la passare insieme, vi auguro un buon proseguimento di serata e seguiteci durante questo weekend sui nostri canali, sia YouTube che social, come su Instagram, che abbiamo già cominciato a pubblicare i primi contenuti su questa gara. Ci sentiamo, vi rinnovo ancora i miei auguri di buone feste per questo weekend, festa di ogni santi. Un saluto e alla prossima, grazie sempre.